Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle notizie del Napoli. Forza Napoli! Il Napoli di Antonio Conte si prepara all'esordio stagionale allo stadio Diego Armando Maradona, dove sabato alle 20:45 ospiterà il Cagliari di Fabio Pisacane. Nell'ultimo incontro contro i sardi, il 23 maggio 2025, gli azzurri hanno vinto il loro quarto scudetto, ma questa partita potrebbe essere più difficile. Questa volta i rossoblù sono più motivati, un avversario ostico che ha già conquistato un punto contro la Fiorentina all'esordio. Il Napoli, nel frattempo, ha battuto il Sassuolo all'andata con una prestazione convincente. Il nuovo assetto tattico dei Fab Four, il 4-1-4-1 ideato da Conte, con De Bruyne e Mecitominay in piena forma, ha permesso loro di dimenticare l'infortunio di Lukaku per almeno 90 minuti. Il suo sostituto dovrebbe arrivare presto. C'è grande attesa per Rasmus Højlund. Statistiche. Il Napoli è imbattuto nelle ultime 13 partite di Serie A, 8 vittorie e 5 pareggi, la striscia di imbattibilità più lunga tra i 5 maggiori campionati europei. D'altra parte, il bilancio in trasferta del Cagliari non è particolarmente positivo. I sardi hanno vinto solo una delle ultime 10 trasferte di Serie A, 3 pareggi e 6 sconfitte. I precedenti tra le due squadre favoriscono il Napoli. Negli ultimi 28 incontri con i rossoblù, gli azzurri hanno registrato una sola sconfitta, 19 vittorie e 8 pareggi. Ultime notizie sul Napoli. Antonio Conte ha ricevuto un'ottima risposta dal 4-1-4-1 con i Big Four, e questo modulo verrà confermato contro il Cagliari. Continua la lotta tra Meret e Milinkovic in porta, con il primo favorito. In difesa non ci sono dubbi sui terzini di Lorenzo e Olivera, così come su Ramani al centro e Juan Jesus al suo fianco. Buongiorno non è ancora in forma per iniziare. Lobotka guiderà il centrocampo, accompagnato da Anguissa e De Bruyne a centrocampo, mentre Politano e Mecitominay giocheranno maggiormente sulle fasce. Mentre Højlund attende la sua partenza, Lucca guiderà nuovamente l'attacco. Gutiérrez è assente e dovrebbe rientrare dopo la sosta per le nazionali. Aggiornamento Cagliari. Fabio Pisacane ha conquistato un punto importante al suo esordio contro la Fiorentina e potrebbe schierare la stessa formazione titolare. Quindi un 4-3-2-1 con un ex Caprile in porta e una linea difensiva con Mina e Luperto come coppia centrale, con Zappa e Aubert sulle fasce. Adopo e Prati rimangono a centrocampo, mentre De Jong e un altro veterano azzurro, Gianluca Gaetano, si contendono la terza maglia. Sebastiano Esposito e Folorunsho sono schierati nella tre quarti a sostegno dell'attaccante, mentre Borrelli è minacciato da Chiliksoi. Pavoletti non è disponibile. Stadio Diego Armando Maradona, Napoli, sabato 30 agosto, ore 20:45. Probabile formazione del Napoli: 4-1-4-1 Meret, Di Lorenzo, Ramani, Juan Jesus, Olivera, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne e Mecitominay, Luca. Allenatore: Antonio Conte. Secondo turno: Meret Milinkovic 60-40%. Indisponibili: Lukaku, Gutiérrez. Probabile formazione Cagliari: 4-3-2-1 Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Aubert, Adopo, Prati, De Jong, Folorunsho, Se. Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? È una buona squadra per vincere la partita? O no? Lascia un tuo commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli!